siete seduti sul water nel modo sbagliato per una vita intera. Non penso. Come vi sedete sul water? Ecco culo, come ci ha sta? Probabilmente così. Sì. O a volte anche così. Sì, ma proprio quando tieni lo strunzo a punti coltello, che proprio sai, non riesci a piegare perché ti pugna, no? Che ti sente proprio sta spada di Damocle, no? Che Ma lo sapevate che questa è in genere la posizione meno salutare? Onestamente no, io strunzo l'ho sempre fatta così. Stando a 90 gradi, il tratto intestinale viene schiacciato e letteralmente bloccato. Oira. Nel peggiore dei casi può comportare stitichezza, intestino irritabile, emorroidi o cancro intestinale. Ma a 35 gradi tutto cambia. E che cagna? Qui tutto segue un corso naturale. Cioè praticamente si fa così o vostra merda di esce in stellina. Dal momento che i nostri water non cambieranno, è consigliabile posizionare i piedi su un panchetto mentre siete in bagno. E ora piglio sto panchetto. Posso mai andare in un negozio e dico scusate, mi serve un panchetto per il bagno, perché ho scoperto che roba tanti anni che faccio strunzo, sacci ne manca cacà. Non c'è bisogno che sia fatto appositamente, anche una semplice scaletta va bene. Ah, a postia, perché lo tengono cazzo in bocchio in tuo bagno, caso mi arrangio poco un kill. Provate e resterete senza parole. Io sto provando, ma mi mette paura di me ne scendere in tuo cesso. Condividete questa incredibile scoperta con tutti i vostri amici. Non so se mi conviene condividere sta figura di merda.